Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group. TG Plus News Treviso, ben ritrovati. La nostra città si conferma anche per il 2023 al top dei comuni capoluogo di provincia ricicloni e rifiuti free. Oggi infatti, in occasione dell'Eco Forum, si è tenuta a Roma la premiazione dei comuni ricicloni, le cui performance sono state pubblicate nel dossier 2023 di Lega Ambiente. Bene, il capoluogo della Marca, Treviso, ha registrato una percentuale di raccolta differenziata pari all'84,6%, con una produzione di secco residuo annua pari a 58,6 kg per abitante all'anno, dato che va a migliorare i 61,7 kg del 2022. E passiamo alla cronaca. Ha riportato lesioni fortunatamente non gravi il giovane motociclista che è stato sfortunato protagonista dell'incidente avvenuto alle 13:30 circa di oggi lungo viale Brigata Treviso di fronte all'ospedale San Camillo nel quartiere di Santa Maria del Rovere. L'uomo in sella ad una moto si è scontrato frontalmente contro un Alfa 147 che procedeva in direzione Treviso. Il Centauro è finito contro il parabrezza del veicolo sfondandolo. Intervenuta sul luogo dell'incidente un'ambulanza del SUEM 118 e una pattuglia della polizia locale di Treviso. Il ferito è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Cafoncello. L'incidente ha poi causato inevitabili code che hanno paralizzato il traffico sulla Pontebana almeno per un'ora. La coda in direzione Villorba si è protratta fino al punto. Esprimo soddisfazione per questa sentenza attesa da 5 anni. La giustizia ha fatto il suo corso e questo è un precedente importante nella lotta al traffico illecito di rifiuti e contro tutti i reati ambientali. Questo è il commento del consigliere regionale del Partito Democratico Veneto Andrea Zannoni in merito alla condanna dei vertici della Cosmo Ambiente di Noale appunto per traffico illecito di rifiuti. Trovate il nostro articolo di approfondimento di questo episodio di cronaca su notizieplus.it, potete leggerlo ovviamente cliccando sul link in descrizione della news sotto il video del TG. Tenta il colpo ma leva male, deferita in stato di libertà per tentata rapina una 19enne del veneziano che a Vittorio Veneto in via De Marchi all'interno di un emporio dopo aver rubato un capo d'abbigliamento di modesto valore allo scopo di assicurarsi il possesso della merce ha minacciato brandendo una bottiglia in vetro, quindi un'arma impropria, il gestore cinese dell'esercizio commerciale, il quale naturalmente l'aveva fermato oltre le barriere antitaccheggio e si è garantita la fuga. Le tempestive però ricerche dei carabinieri hanno permesso il rintraccio della presunta autrice del reato e il recupero della merce che è stata subito restituita al gestore dell'esercizio commerciale avente diritto. E con questa news chiudiamo anche il nostro notiziario trevigiano. Vi ricordo come sempre che potete ricevere gratis ogni giorno tutti i nostri contenuti o semplicemente quelli che volete voi nel vostro smartphone mediante la app TG Plus.